Il cielo bellunese è il più brillante del Veneto. Lo sottolinea l'ARPAV, facendo presente che è l'unico in cui si riesce ancora ad ammirare la Via Lattea. Lo spiega in particolare Andrea Bertolo, che misura i dati di brillantezza con le 3 centraline sul territorio e propone questo paragone con il cielo delle altre province del Veneto in occasione della notte di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata ad osservare le stelle cadenti. Belluno è la sola provincia della regione da cui si può vedere la Via Lattea, offuscata altrove dall'inquinamento luminoso. Negli ultimi 3 giorni a Casera Razzo il picco di splendore. Questa la fotonotizia che apre l'edizione odierna del Gazzettino di Belluno, che dedica invece il titolo principale al tema del turismo. Agosto peggio di luglio. Federalberghi preoccupata, occupazione delle camere al 62%, mentre l'anno scorso era al 76,5%. Pesano i soggiorni brevi e un forte calo degli italiani. La diminuzione degli stranieri invece è fisiologica. Il tema viene approfondito nella pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Agosto peggio di luglio, turisti in calo. L'analisi del presidente di Federalberghi, Walter De Cassan. La tendenza è di permanenze brevi e prenotazioni last minute. L'occupazione delle camere è più bassa dello stesso periodo del 2022, si vede anche dal traffico sulle strade, che è inferiore. I rincari nel settore alberghiero sono più bassi 15% rispetto a 2 anni fa. E tra le altre notizie messe in evidenza oggi dal Gazzettino di Belluno, operazione Estate Sicura. Finanzieri trovano lavoratori in nero e droga, sequestrando alcune grammi di stupefacente a Belluno e al lago di Santa Croce. Ma da evidenziare anche i risultati di un'analisi dello Speech GL che evidenzia i rincari a partire dalle rette delle RSA che pesano sugli anziani in una popolazione fatta di persone sempre più vecchie e più fragili. 6.000 i non autosufficienti. Questa è la sottolineatura preoccupata del sindacato. Cambiamo argomento, parliamo di scuola e in particolare di edilizia scolastica. Container pronti, 15 classi traslocano. Saranno questi moduli prefabbricati, le aule nel corso del prossimo anno scolastico per alcuni studenti dell'Istituto Tecnico Segato e del Liceo Tiziano Galilei di Belluno, sfrattati, la parola è scritta tra virgolette, per lavori alle sedi delle loro scuole. I moduli prefabbricati arrivati in questi giorni sono stati sistemati al Brustolon, hanno richiesto un investimento di 1,4 milioni. La installazione è prevista entro la fine del mese, ma ancora non parte il maxi cantiere che riguarderà le sedi degli istituti citati. Sentieri piegati dal maltempo, CAI al lavoro per sistemarli. Gli immigrati residenti in provincia hanno spedito a casa 11 milioni di euro. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Ruspe in Val Canzoi. I ponti Serra e Umin saranno ricostruiti. Il comune di Cesio Maggiore alle prese con il problema della viabilità durante l'esecuzione degli interventi. Va garantito l'accesso ai residenti. E da Feltre torna la festa di San Fermo, Sagra di Villaga. Tutto pronto. Nel weekend la 3 giorni tra divertimento e buona gastronomia. Ed eccoci ancora sulle pagine del Gazzettino di Belluno.
Lentiai, centro di stoccaggio nel mirino dei cacciatori. Soci della riserva impegnati nel progetto di avviare una vera filiera della selvaggina. Iter sanitario garantito, disponibilità di carni pregiate per ristoranti e privati. Ferito in parete, servono 2 elicotteri per il recupero. Il cavo dell'elicottero Falco troppo corto per riuscire a recuperare un alpinista che era volato sulla Torre Venezia del Civetta. In appoggio è dovuto arrivare l'elicottero di Bolzano che ha in dotazione un cavo di 120 metri. Dopo 67 anni rivive il ricordo di Marcinelle. In paese a Sedico i parenti di Dino Della Vecchia, uno delle vittime di quella tragedia mineraria, ricordano l'evento. Casa di riposo di Cortina, retta ritoccata, costa 8 euro in più al giorno. Aumento deciso per far tornare i conti, da 99 a 107 euro, ma ci sono i contributi. Pieve di Cadore, rete idrica, parte la mappatura, perdite addio. BIM GSP avvia i rilievi sull'acquedotto per farne un modello digitale che aiuterà anche a prevenire le eventuali perdite. Valle di Cadore, spese per la mensa scolastica, il comune al fianco delle famiglie. Domande per avere un contributo entro il 20 novembre. E da Borca di Cadore, raid dei vandali all'Happy Park. Ora la gente invoca le telecamere. Il sindaco minimizza, non ho avuto alcuna segnalazione. E per quanto riguarda lo sport, prima sconfitta, ma la Dolomiti Bellunesi fa bella figura contro l'Arzignano Chiampo, che l'ha superata col punteggio di 2-1. Alla terza amichevole arriva uno stop tutto sommato prevedibile per la formazione bellunese che milita in Serie D, che era opposta a una squadra che invece gioca in Serie C. E dal calcio alla mountain bike, l'Italia di Giada Specia manca l'appuntamento con il podio ai mondiali scozzesi. La Feltrina porta gli azzurri dall'8° al 5° posto finale. Buona la mia frazione, un segnale positivo. Oggi lo short track. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che apre l'edizione odierna con un titolo che richiama al turismo e alle sue prospettive. C'è voglia di montagna, Ferragosto col pienone, un titolo che esprime un concetto un po' diverso da quello che abbiamo sentito sul Gazzettino. Rifugi con il tutto esaurito e affari d'oro per le guide alpine. Gli italiani affollano le alte vie. Previsione del tempo bello. Pattuglie delle forze dell'ordine vigilano sul traffico. È vero che qui si parla in particolare del turismo nei rifugi sulle alte vie, mentre il Gazzettino parlava più del livello di presenze negli alberghi. E questo tema turistico viene approfondito dal Corriere delle Alpi nella prima pagina riservata alla provincia di Belluno. Tutti sulle Dolomiti per Ferragosto, ma rispetto al 2022 c'è un lieve calo. Il maltempo influisce, a Cortina contano di recuperare bene da Auronza Falcade, appartamenti a Ruba. Regina delle Dolomiti, Cortina sotto del 10%, ma ultimamente stanno arrivando nuove prenotazioni, sottolineano. Traffico sabato prossimo da Bollino Nero, più pattuglie sulle strade. Disposto il piano dei controlli sulla viabilità per la montagna. Saranno usati anche autovelox su moto e macchine per contrastare l'alta velocità. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Zaia, il presidente del Veneto, archivio cartaceo a Belluno degli atti processuali del Vajont, ma deve essere consultabile in rete.
Il presidente della regione indica le priorità in vista del 60° anniversario della tragedia del Vajont. È importante che l'archivio sia a disposizione di tutti. È giusto studiare dalle fonti giuridiche cosa accadde dopo il disastro. Lavoratori irregolari o in nero scoperti in ristoranti e alberghi. Nell'ambito dei controlli estivi sequestrate anche droga e 36 paia di occhiali senza marchio CE. Questo è il resoconto dell'attività in provincia di Belluno della Guardia di Finanza. Gancio baricentrico di 120 metri, impresa record dell'elicottero di soccorso di Bolzano. Quello del SUEM di Pieve di Cadore ha solo il verricello e non bastava per soccorrere un alpinista sul Civetta. È stato però usato per portare il ferito in ospedale con una spalla lussata. Sindaci della montagna alla festa dell'unità, domenica il confronto a Pianlonghi sul Nevegal. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Nevegal, a settembre il master plan, ma resta l'incognita dell'acqua. Chiuso il pozzo all'Anta, il sindaco al lavoro, o rischiamo di perdere la stagione invernale. Questo è il titolo scelto dal Corriere delle Alpi per il resoconto dell'assemblea con l'associazione dei cittadini e degli operatori che sono sul Nevegal. Lavori nelle scuole di Belluno, arrivati i prefabbricati sostitutivi per ospitare le classi che saranno interessati dalla ristrutturazione nelle loro sedi scolastiche. Container che sono stati portati all'Istituto Brustolon e che ospiteranno 15 classi dell'ITI Segato e del liceo scientifico Tiziano Galilei di Belluno. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Sabato sera magico, Palio, vetrina ambita anche per gli artisti. Grande lavoro del team del direttore artistico del Palio, Fabio Giudice, volontari e professionisti insieme per dare il massimo. E c'è molta soddisfazione anche per i risultati, per l'audience raccolta dal Palio. Quasi 100.000 persone hanno seguito in TV la decisiva gara dei cavalli. Un successo confermato dai dati Auditel. Forgia Alluminio di Pedavena, tagli in vista, ripresa post ferie incerta. L'azienda ha deciso di non rinnovare alcuni contratti a termine in scadenza. Bona della FIOM è critico, così non si valorizzano le professionalità. Comunicazione avvenuta con un SMS sul telefonino da parte dell'agenzia. E da Feltre, laboratorio gratuito per i giovani dedicato a foto, social e blog. Il mondo digitale, luogo di divertimento ma anche potenziale futuro lavorativo. Alla luce di questa convinzione, l'amministrazione comunale sostiene l'attivazione di questo laboratorio gratuito per giovani fino a 24 anni. E siamo in comune di Cesio Maggiore. 2 ponti da rendere sicuri in Val Canzoi, sul piatto progetti da 1,2 milioni. Per il Serra servono circa 600.000 euro per spallette, parapetti e sede stradale. Lumin andrà costruito ex novo a fianco dell'attuale manufatto ormai cadente. Santa Giustina, niente diretta streaming dei consigli comunali. Il sindaco Minella ha risposto a un'interrogazione del capogruppo di minoranza. Potenziamo il sito internet e acquisteremo dei pannelli. Sovramonte Lamon, attivati 16 canali TV di emittenti privati sul traliccio di Colperer. E all'ex scuola di Zorzoi 3 giorni di festa, denominata Tardui Fest. E siamo ora nel comune di Borgo Valbelluna. L'agricoltura apre le sue porte nel segno del turismo slow.
Associazione Mele a Mel e Comune lanciano le visite guidate nelle aziende locali. L'assessore Deola, il progetto verrà potenziato in futuro coinvolgendo anche altre realtà. E sempre dal Comune di Borgo Valbelluna, spostamento di uffici, si rafforza il ruolo del municipio di Lentiai. Sedico, aperte le iscrizioni al servizio Pedibus. Longarone, DUP futuro più roseo con i fondi prorogati. Il documento di programmazione punta sulle scuole. La Bambini del Vajont diventerà aggregatore culturale. L'Alpago rende omaggio alla pittrice Zoppè, con una mostra a Puos. Taibon, un percorso storico alla scoperta delle frazioni alte. Il gruppo I Castellani inaugura sabato il tracciato attraverso i villaggi. 11 punti di interesse sono stati contrassegnati con cartelli informativi. Volontari ambulanze, vertice ad Alleghe con il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dal Ben, nel quale è stata sottolineata l'importanza della reciproca collaborazione. Borca di Cadore, vandali all'Happy Park, sporcizia, sdraio rotte, piedi tagliati alle sedie. Brutta sorpresa ieri mattina per la gestrice Stefania Tonon. E non è la prima volta, per me la mano è la stessa, sottolinea. La maxi pubblicità Audi campeggia sulla Basilica Minore di Cortina d'Ampezzo. Stop al mercato in centro in occasione del Ferragosto. Il Dinamo Camp riapre al Pio XII di Misurina. Fedor Asma ci crede. Il gruppo toscano continua a parlare con la diocesi di Parma, proprietaria dell'istituto Pio XII, e la struttura supera a pieni voti i test con 80 ospiti. Pieve di Cadore, via i lavori di rilievo di tutte le reti idriche. Saranno mappati 60 km di condotte e i principali serbatoi. Il modello digitale che ne uscirà migliorerà il servizio della distribuzione dell'acqua. E da Lorenzago premiati i soci CAI da 25 anni e illustrati i progetti del club. Quel diavolo di Arlecchino. Arrivano i burettini a Pra del Moro a Feltre. Il cantastorie Paolo Rec si racconta nello spettacolo in scena stasera, un lavoro che offre più linguaggi e alla portata di tutti, bambini e adulti. La voce di Sara Cecchin e l'organo di Darold nella chiesa di Papa Luciani a Canale d'Agro stasera alle ore 21. E per lo sport la Dolomiti Bellunesi riesce a segnare ma perde contro l'Arzignano, che è una formazione vicentina che milita in Serie C, una serie sopra la Dolomiti Bellunesi. La partita si è svolta ieri in quel di Asiago, risultato finale 2-1 per i vicentini. E per la mountain bike la Giada Specia fa pienamente il suo, ma l'Italia è quinta al mondiale. La prova della staffetta azzurra cross country, contrassegnata anche dalla Iella, cade subito Vittone, primo frazionista. La rincorsa al podio diventa un'impresa e il contributo della ciclista bellunese è stato certamente positivo, ma purtroppo non sufficiente per andare a medaglia. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.